Buongiorno Italia, buongiorno un cazzo, guarda che io che le fora. Buongiorno cosa, guarda, oggi che toccava a me vedere il castello, dai. Però cosa diciamo positiva, mi sono preso un bel raffreddore di quelli chiusi che significa che ecco, così sto senza fumare, no? Se avevo bisogno di queste specie di aiuto per fumare meno o anche provare a smettere di fumare, no? Io ti dicevo sempre un'influenza, un raffreddore. Ho un raffreddore. Oh, ma guarda che ha da far freddo, guarda le foglie degli alberi che trema, guarda. È da far freddo proprio. Comunque dove abito oggi? Bam, aspetta, bam. Ci voleva sbam, se no acá in te favelas. Andiamo dai vicini, andiamo dai vicini, attento. Toc toc, perché non gli ha messo il campanello, no? Cioè non è qualcosa a far drink. Permesso, buongiorno vicini. Ciao Yuri. Ah, sei solo te? Eccolo qua il mister, ciao mister, Ciao, prima carissimo. mattina. Porca miseria. Speno il raffreddore. Ah, in giù anche la tua? No, No, è in su la mia. Ok. Siediti, vuoi il caffè? No, ti ringrazio. CP ha già capito tutto, è già pronta. Guarda, fuori sta venendo fuori anche il sole, quindi eccezionale. Comunque vedi, avevano già detto, già scritto che metteranno a pagamento qua. E già dai pezzi che ci entrano capisci tante cose. Cioè inserire banconote a 5, 10 e 20. Inserire il rene, dov'è che va il rene? Va qua il rene, no? Si è chiuso. Però di che il castello così con la nebbia non fa scena. E allora ragazzi, andiamo a vedere sto famoso castello. Era il Diang, che era la macchina delle segretarie negli anni 80, no? La città comunque è grandina, insomma, il centro, È tutto attorno alle mura. Peccato per il discorso macchine, perché vedi anche qua, adesso in questo momento non c'è nessuno, però ti arrivano macchine sfrezzate e tu devi buttarti a ripararti da qualche parte. Bene, usciamo di casa, andiamo in giardino. Cane, guarda che giardino, cane, giardino, grande giardino, ara giardino. No, non ben recitato, però un gran giardino. Allora adesso noi cane, non sapendo né leggere né scrivere, o almeno tu, ci facciamo il giretto per qua, costeggiando le mura e poi riusciamo nella strada di là. Così lascio libero il CP, poretto. Beh, adesso mi devo fare anche la doccia perché contavo di stare un po' di più in quest'area sosta, no? E allora cosa succede? Ho fatto il pieno dell'acqua, quindi non vado in giro col camper pieno di acqua. Quindi mi tocca rimuovere la mia spussolentitudine e fammi la doccia, sempre tocca. Cioè, aspetta, io sono qua tutto tipo influenzato, raffreddato, no? E lui prima mattina, cioè tipo mezzogiorno, vabbè, però è prima mattina, no? In Savatei che si lava i piedi con l'acqua fredda. In più, guarda, maniche curte, a sta ora. A me non so.
Che bello fresco. Che bello fresco. Ah, sosta massima 48 ore, cioè stessi buone di vaghe. Ok, direi che possiamo andare. Io quando mi fermo nelle aree di sosta tiro a lustro il camper, quindi ho lavato tutto, anche per terra, tutto quanto, qua è tutto lustro, pulito e ordinato. Quindi io adesso andrei tipo a Cittadella, mi pare, no? Andiamo a vedere una bellissima città, andiamo a fare una bella puntina. Vedi, è sempre bello tenere tutto pulito, lustro e nuovo, perché ti senti più a casa primo e secondo, poi il camper o comunque casa tua sembra più nuova, no? O meno vecchia, insomma, mettila come vuoi.